Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Allora, ragazzuoli, Napoli, Salernitana 4-1 il giorno dopo, perché voglio con calma noi andiamo ad analizzare le cose, lo sapete, chi è iscritto al canale lo sa, anzi chi non si è ancora iscritto ragazzi siamo quasi ai 2700 iscritti, manca un iscritto, potresti essere proprio tu che stai guardando il video, quindi iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, perché c'è tanto da analizzare, ma anche sul lato tattico e via discorrendo, anche il dopo, quello che è successo dopo nel post partita, però io vorrei partire subito con il VAR, perché voglio... ieri ho aperto i social, gli amici salernitani, gli amici juventini, gli amici interisti, milanisti, romanisti, laziali, gli atalantini, praticamente tutti hanno dovuto parlare di questa benedettissima partita, di questo benedettissimo derby. Allora, 2 rigori per il Napoli. Allora, ci sono, non ci sono? Ora vi dico il mio punto di vista sulla partita di ieri. Allora, per prima cosa, l'Atalanta, scusatemi, la Salernitana ha fatto un solo tiro in porta e ha segnato. Va benissimo così. Ma se noi andiamo a vedere un attimo le statistiche, livelli di possesso palla, una cosa tipo l'83% di possesso palla, l'82% di possesso palla, anzi aspettate un attimo, ora li voglio proprio vedere. Ecco, ho preso il telefono così li vediamo perché è una cosa allucinante. Allora, il Napoli ha fatto 26 tiri totali, fra cui 14 nello specchio della porta e poi l'82% di palla, 934 passaggi, numeri altissimi, mai arrivati dal Napoli penso, questi dati così alti, precisione nei passaggi al 93%, cioè 10 calci d'angolo, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè i salernitani, i tifosi della Salernitana che hanno detto i 2 rigori avete rubato, ci avete rubato la partita. Allora, parliamo di cose serie. Allora, perché io sono il primo sportivo qui sopra, lo sapete, quando c'è da dire qualcosa io la dico. Allora, il primo calcio di rigore, quello su Elmas, è quello più dubbio, va bene, diciamo così, è quello più dubbio perché Elmas dopo una serpentina della Madonna riesce ad infilarsi fra le maglie della Salernitana, accerchiato da 3 o 4 giocatori, ora non mi ricordo di precisi quanti erano, si sente toccare da dietro, c'è questa mano appoggiata sul centrocampista del Napoli, Elmas. Nemmeno dico ingenuamente, perché lo sa e lo sapete, chi gioca in Serie A lo sa, chi fa il difensore in Serie A lo sa, che appena l'attaccante si sente appoggiato qualcosa, appena sente una presenza, l'ha fatto ieri sera Morata contro il Milan, forse era più rigore quello di Calabria che non quello di Morata, diciamoci la verità. Si è buttato in terra l'arbitro, perché poi la VAR non può intervenire su eventuali tocchi sulla decisione della pressione di queste cazzate, va bene? Quella è una scelta che aspetta all'arbitro, non al VAR. Il VAR ti dice c'è il tocco, però tu devi giudicare il tocco che c'è stato. Per l'arbitro quel minimo di contatto che c'è stato sulla schiena di Elmas è valso il calcio di rigore. Poi si è trovato davanti un muro di difensori della Salernitana e ha deciso per il calcio di rigore. Non avesse fischiato il calcio di rigore sul primo contatto, l'avrebbe fischiato sul secondo contatto, perché il secondo contatto è stato fatto muro su Elmas. Quindi non venitemi a dire stronzate, però resto del fatto che il rigore è molto dubbio. Poi, perché vedete come io sono... non sono uno che dice ma i salernitani... No, analizziamo. Con calma si analizzano le cose. Analizziamo il secondo calcio di rigore, così siete contenti. Amici juventini, milanisti, interisti, atalantini, tutte le squadre di Serie A. Perché quando gioca il Napoli dovete venire a romperci i coglioni, però non lo dite che nella partita con il Sassuolo manca un rigore al Napoli, il primo gol è fallo. Non venite a dire che la partita con la Roma mancano 2 rigori al Napoli, che la partita con la Juventus c'era un calcio di rigore di qua, un calcio di rigore da di là. Non lo venite a dire. Quindi venite solo a rompere i coglioni quando dite che il Napoli ruba.
Quando vedete qualcosa di malizioso nei confronti del Napoli, venite lì e venite a insultarci. Calmi, fly down. Poi analizziamo il secondo calcio di rigore. Rigore realizzato da Lorenzo Insigne, che arriva a 115 gol come Diego Armando Maradona. Non lo sto paragonando a Maradona, ragazzi, perché sia Mertens e Insigne, Osimhen e tutti quegli altri sono lo scroto di Diego Armando Maradona, diciamoci la verità. Detto questo, andiamo un po' a vedere questo secondo calcio di rigore. Cross in mezzo di Insigne, la palla prima tocca sul busto, va bene? Oh, seguite il mio ragionamento. La palla tocca sul busto, va bene? O sulla costola, decidete voi. E poi viene fischiato il calcio di rigore per questo braccio largo. Allora, qualora il braccio fosse stato attaccato in questo modo, lo sapete così, è un tocco naturale, un movimento naturale del braccio che si apre, il calcio di rigore non sarebbe stato dato al Napoli. Siccome il giocatore della Salernitana fa questo movimento, questo allarga il volume del corpo, va bene, allarga, ma metto pure più lontano, questo fa questo movimento, allarga il volume del corpo, aumenta il volume. Non avete capito cosa intendo? Allarga il braccio, fa Gesù Cristo in croce, per farvi capire. Viene concesso il calcio di rigore e questo calcio di rigore ci sta. Come ce n'era uno in precedenza su Mertens al primo tempo non fischiato, perché forse quello ci stava, quello su Elmas no, ma quello su Mertens ci stava, va bene? Ci sono diversi falli che non ha fischiato l'arbitro, parecchi cartellini che poteva dare per i giocatori della Salernitana che non sono stati dati. Quindi, cari amici delle altre squadre, quando parlate del Napoli, analizzate nel dettaglio, andatevi a vedere le situazioni, perché se io vedo un fermo immagine, che vedo che la palla tocca qui e non faccio vedere il proseguio dell'azione, va bene? Fate fake news, va bene? E voi a questo vi piace perché voi puntate a quello, devo fare le visualizzazioni, il Napoli ha rubato, devo fare le visualizzazioni. Calma, perché come già detto ad inizio video, anzi iscriviti al canale, l'ho già detto, ma iscriviti al canale, subito lo devi fare perché dobbiamo arrivare ai 2700 iscritti e poi arriviamo ai 3000 iscritti quest'anno. Allora, detto questo, come già detto in precedenza, dal mio punto di vista c'è più calcio di rigore su Calabria che non su Morata. Quindi di cosa vogliamo parlare? Poi andiamo al post partita, perché poi nel post partita ho visto quella scenetta fra Spalletti e Sabatini, chi cazzo è quello lì di Sabatini, mi sa Walter, no, non mi ricordo come si chiama. Comunque, detto questo, c'è lui che parla con DAZN, Spalletti, e poi c'è Walter Sabatini che arriva in conferenza stampa e dice: oh, ma io gli voglio bene a Spalletti, un siparietto molto simpatico. Andatevelo a recuperare sulle pagine di DAZN che lo trovate, ma addirittura anche se andate su Facebook e cercate l'hashtag Spalletti, roba così. Perché questo mi ha fatto molto ridere, però si sono attaccati pure addirittura i salernitani, pure a questo vi siete attaccati, mortacci vostra, che avete detto lui si fa sentire, lui vedi, si fa sentire contro queste. Allora, detto questo, lui dice: ma che non so che avevano, forse a Napoli funziona così, ogni 3 calci d'angolo c'è un calcio di rigore per la squadra che prende i calci d'angolo. Questa velatura di sarcasmo che c'è sotto, ci avete fatto i titoloni, e questa cosa io non la posso far passare, perché i calci di rigore, come detto, uno è dubbio, il secondo è regolare il calcio di rigore, e forse c'è pure un rigore su Mertens, ma di cosa vogliamo parlare? Va bene? Quando poi sento parlare i tifosi dell'Inter che con la vittoria sul Venezia, il primo gol, c'è Dzeko che fa questo movimento di allargare il gomito, e c'è il giocatore del Venezia che ha lo zigomo spaccato. Ma di cosa vogliamo parlare? E poi venite ancora a insultare sotto nei commenti, sulle pagine social del Napoli. Cari salernitani, avete perso, perdavate comunque.
Qualora non ci fossero stati 2 calci di rigore comunque perdavate, statevene tranquilli, perché non ne uscivate con il pareggio dallo stadio di Armando Maradona. Nel primo tempo non avete fatto un tiro in porta, nei 90 minuti avete fatto un tiro in porta, e poi mi già sentito Colantuono che dice ma i giocatori della Salernitana sono entrati nello spogliatoio a fine del primo tempo, vomitavano. Cambiali, ce l'hai le sostituzioni. Perché in Italia non si mettono in primavera? Perché non mettete primavera? Quando c'è il Bayern Monaco ha fatto giocare i 2005, il Bayern Monaco, non la Scafatese, il Bayern Monaco, con tutto rispetto per la Scafatese, ho preso una squadra a caso, mi è venuta in mente lei, ho detto la Scafatese. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Di questo, basta, i casi Covid ce l'hanno avuti tutti, ce l'ha avuti il Napoli, a parte l'Inter che ha perso 3 giocatori, nemmeno per infortunio, no? Questi secondo me se gli fanno l'antidoping gli escono i livelli altissimi, perché non è possibile, voglio. E poi gli devono fare qualcosa per il culo che ha l'Inter, perché è una cosa allucinante, prima o poi vi finirà questo culo, e lo spero, me lo auguro per noi tifosi napoletani. Detto questo, ragazzi, questo era il mio punto di vista. Va bene, ci sarebbero da analizzare tante cose anche tattiche, però mi premeva fare uscire questo video per il semplice fatto che ci avete rotto i coglioni. Ora basta. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Oh, ti devi iscrivere al canale, muoviti!